In un clima torrido che a Caorle continua a spingere verso la spiaggia piuttosto che altrove, il BVO si è radunato. Al Palamare ormai si lavora e si suda con la mente rivolta a quella che sarà la prossima impegnativa stagione di Serie C Gold. Venerdì scorso i gialloblu del neotecnico Nicola Stan sono stati presentati alla stampa e alle autorità cittadine in un contesto di grande entusiasmo che ha evidenziato la massima convinzione di avere tutte le carte in regola per puntare ancora in alto. Una squadra costruita quasi in controtendenza rispetto alle passate stagioni, allestita con largo anticipo puntando su uno zoccolo duro dello scorso campionato, partendo dalla conferma del play Luca Bovolenta e dalla volontà di guardare per prima cosa alla coesione dei giocatori dentro e fuori dal campo. Ed infatti quello che si è costruito è soprattutto un gruppo di amici uniti dalla stessa passione, dai colori della maglia e dalla voglia di vincere, dove gli unici due volti nuovi, quelli di Masocco e Bianchini, mentre per Buscaino e Rizzetto si tratta di due rientri, sono già affiatati con il resto dei compagni per avervi già giocato assieme altrove. Abbiamo voluto creare un gruppo di ragazzi che fosse solido sia in partenza. Abbiamo confermato le pedine che già erano state importanti nello scorso campionato e abbiamo voluto aggiungere dei giocatori che io conoscevo, che conoscevano gli altri ragazzi e su cui si può assolutamente come persone fare affidamento. Vogliamo proprio partire da questo per creare poi una squadra solida, appunto, una squadra che possa giocare le sue carte con tutti. Adesso sta a me e ai miei collaboratori farlo diventare una squadra che funziona, per cui grande entusiasmo nel cominciare, grande senso di responsabilità da parte mia nei confronti della società che mi ha riaccolto a braccia aperte dopo le mie altre esperienze di questi anni. Partiamo veramente con grande entusiasmo e pronti a giocarci tutte le carte che abbiamo a disposizione. A giudicare dai nomi che si leggono, veramente un campionato di quelli tosti. Sì, il campionato di C1, questo girone, diventa di anno in anno sempre più competitivo. A fronte di tutto quello che si dice, la crisi eccetera, squadre si sono rinforzate con investimenti credo anche importanti. Noi, come ho detto, vogliamo assolutamente dire la nostra e il fatto che molte squadre si siano attrezzate con nomi importanti, con giocatori di categoria superiore, ci dà veramente grande motivazione ad affrontare questo campionato con il coltello tra i denti. Raffaele Valesin, diciamo che è stato piuttosto facile fare questa squadra visto che l'avevate già completata dopo poche settimane dalla fine del campionato. Sì, facile direi di no, è stato semplice trascinare alcuni giocatori e fargli sposare questo progetto partendo da colui che nella scorsa annata è stato uno degli artefici degli ottimi risultati e mi riferisco al playmaker Luca Bovolenta, che aveva richieste anche da parte di squadre di categorie superiori ed è stato il primo a sposare il nostro progetto. Chiaro che, come ti dicevo, 4 giocatori che possono stare benissimo in Serie B, 3 ci hanno giocato l'anno scorso, uno è Bovolenta che ci avrebbe potuto giocare quest'anno. Credo che insomma sia un buon biglietto da visita per partire e aspirare a un campionato di vertice, come ormai Caorle ha abituato il suo pubblico e anche l'amministrazione, perché anche l'amministrazione qui ci sta molto vicina e ci tiene che la squadra faccia bene, insomma. Dovesse arrivare una promozione, poi dal punto di vista economico Caorle sarebbe in grado di reggere la categoria superiore oppure magari c'è il rischio che si faccia come un'altra spiaggia come Jesolo per esempio?
Allora, io non conosco onestamente le vicissitudini che ci sono state, la situazione di Jesolo onestamente non la conosco più di tanto, so solo che qui a Caorle la B l'abbiamo già fatta, e non ti nego, con notevoli sforzi e notevoli sacrifici, è stata molto dura, durissima, purtroppo all'ultima giornata, all'ultimo spareggio siamo retrocessi, è stata un'esperienza bellissima, non dico assolutamente da non rifare, anzi se dovesse capitare, e vengo alla risposta alla tua domanda, io sono convinto che per l'amministrazione sarebbe un biglietto da visita importante portare il nome di Caorle e della spiaggia in un bacino di utenza molto più ampio rispetto a quello che c'è oggi con la C-Gold, e non solo. Potrebbe essere importante anche per l'associazione albergatori, l'ente di promozione turistica, per tutte le attività che gravitano su Caorle, quindi ci vorrebbe uno sforzo notevole, perché noi l'abbiamo visto sulla nostra pelle, l'abbiamo provato, fare una Serie B con l'obiettivo quantomeno di salvarsi o di non patire le pene dell'inferno, è dura, e economicamente è molto molto dura.